Con il progetto Escape, nell'azienda ULSS 9, si sviluppa l'uso della firma digitale in sostituzione della firma autografa e la dematerializzazione dei documenti sanitari. Aspetti che necessariamente richiedono la leggibilità nel tempo dei documenti sanitari. Già dal 2005 l'azienda si dota di un regolamento interno per la conservazione dei documenti digitali. La conservazione si compone di alcuni elementi essenziali rappresentati dal responsabile della conservazione aziendale. Nel nostro caso è rappresentato dal responsabile dell'unità operativa complessa di medicina legale, dei delegati che fanno riferimento al responsabile della conservazione, incaricati al corretto svolgimento delle operazioni di firma e di qualità sul processo produttivo. Da una Certification Authority quale destinatario dei documenti da conservare e da un manuale infine della conservazione al cui interno sono richiamati i principi fondamentali e le responsabilità e i processi che vengono sviluppati all'interno.